Se andate a San Fratello nel periodo delle festività pasquali, non perdetevi di gustare un dolce tipico di questo paese nebroideo, dal nome però imbarazzante. Viene preparato prevalentemente a Pasqua, ma qualcuno lo realizza anche tutto l'anno. Questo dolce viene chiamato in paese il pumpino. Il nome forse deriva dal termine dialettare pumpian, che indica qualcosa fatta in pompa magna. Ricordiamo che San Fratello ha chiare origini gallo-italiche, visto che la cittadina è stata popolata dai Normanni e ancora oggi nella lingua locale è presente questa eredità culturale. Certo, questi dolci hanno un nome che può apparire scomodo, ma vi assicuriamo che sono veramente buoni e genuini. Sono preparati con ingredienti semplici: farina 00, uova, zucchero, strutto, lievito, vaniglina, latte e semi di anice. Sono dolci tipici del periodo pasquale che a San Fratello si chiamano pumpii, pumpini. Al centro del biscotto viene collocato un uovo sodo che simboleggia la rinascita dopo il periodo di penitenza prepasquale. Il biscotto resta fragrante, preparato dalle donne del luogo e dai commercianti locali, resta fragrante per molto tempo e viene anche regalato fra amici e parenti nella settimana di Pasqua. Simili biscotti si trovano anche in altre località della Sicilia con nomi diversi a seconda delle zone di produzione: pupi con l'uovo a Palermo, i curduri nella Sicilia orientale, cannati o cannatieddi nel trapanese, panaredda o palummedde in altre province siciliane, pupiddi in Calabria. I tipici sono i pumpì, che sono un biscotto lievitato con i semi di anice. E questo è quello il più famoso che diciamo. Quindi questi vengono fatti solamente per la Pasqua? Sì, diciamo facciamo anche durante l'anno, però senza uovo. Mentre gli altri dolci tradizionali che si fanno per la Pasqua sono gli agnelli pasquali, che sono di pasta frolla e pasta di mandorle, poi sono glassati e decorati come da tradizione. Ma lei ha fatto mai il giudeo? Mai, perché sono stato sempre da questa parte, quindi devo lavorare in questi giorni. Quindi I giudei vengono qui? sì, vengono, noi gli offriamo sempre un po' di vino e anche questi pumpi, che sono questi biscotti tradizionali. Quindi durante gli altri giorni, oltre la Pasqua, non li troviamo? Noi sì, però senza è lo stesso impasto che è questo, che però senza S. Sì, è un biscotto S, è un biscotto lievitato con i semi di anice. Però questi li facciamo tutto l'anno, mentre gli altri sono quelli con l'uovo, che si fanno per questo periodo. Ma questa è una tradizione che dura da sempre? Da quando era ragazzino lei se la ricorda sempre? Io mi ricordo da sempre, ho più di 40 anni, quindi me lo ricordo sempre, però anche i miei nonni facevano in casa prima. E quindi questi come si chiamano esattamente? Pumpì. Pumpì si chiamano. Che poi magari sono stati un po' italianizzati, però magari il termine non è corretto come italianizzato, però il vero termine in San Fratellano è pumpì. Però io vedo che gli altrove sembrano delle collure con le uova. Sì, diciamo per questo, sai, il periodo pasquale, il richiamo all'uovo, quindi magari si mette sempre l'uovo in questo tipo di biscotto, quindi magari in ogni paese ha la sua tradizione, magari con impasti diversi, però si utilizza molto l'uovo, come lo utilizziamo anche nel prego.